So che lei addirittura canta in dialetto veneto. Ci vuole raccontare questa esperienza? Sì, allora, io sono francese di origine armena, perché quando uno mi vede si chiede sempre ma da dove sono? Sì. Allora, sono nata a Istanbul, facevo parte della minoranza cristiana, sono cresciuta a Nizza in Francia, ho studiato il canto lirico al Conservatorio di Nizza e ho cominciato a lavorare all'Opéra Comique di Parigi per 4 anni. Dopo ho fatto 4 anni a Vienna alla Volksoper e dal 2003 lavoro freelance nei vari teatri a livello internazionale, molto regolarmente con l'Opera di Nizza e con l'Opera di Monte Carlo, dove ho avuto la fortuna di cantare sotto la bacchetta di Placido Domingo. Ah, bene, complimenti. E allora, sono stata contattata da... Il posto più bello dove lei ha deciso è stato il Veneto, giusto? Cioè, alla fine ha girato, ha fatto il mondo, eccetera, però dica la verità. Guarda, adoro il mio mestiere e ho avuto grande piacere a cantare ovunque dove ho cantato. È sempre un piacere per me e il pubblico quando siete... Però cantare in dialetto è meglio, dai. Cantare in dialetto veneto è... Cantare in dialetto no, è una lingua, mettiamoci ben d'accordo. Brava. No, cantare in lingua veneta è un grandissimo piacere. Allora, sono stata contattata 4 anni fa dall'Associazione Culturale Veneta in Cantarte. Il presidente Luciano Dorella, vicepresidente Giustina Regnier. Mi hanno fatto la proposta di fare un spettacolo, lirica, poesia, musica, prosa, in lingua veneta e compositori veneti. Sono stata sedotta dal progetto e convinta vedendo la capacità dello staff. E abbiamo fatto vari spettacoli e ho trovato un pubblico eccezionale. Il popolo veneto è estremamente accogliente, molto caloroso, ci hanno molto sostenuto e ricevo ogni giorno ringraziamenti per ciò che è fatto. Bene, complimenti. Allora, io avevo chiesto a Carine di poter cantare un pezzo, però effettivamente oggi ha avuto una giornata di lavoro impegnativa, però io devo invitarla ancora un giorno che con magari... grandissimo piacere. Perché veramente... canterò live. Ecco, esatto, mi farebbe molto piacere perché io ho già assistito a delle opere, effettivamente le vibrazioni che si sentono sono magnetiche, quindi mi farebbe molto piacere di poter... vorrei dare un appuntamento ai veneti e al popolo armeno che si trova sul territorio. Facciamo un incontro tra le nostre 2 culture. Sarà il sabato 23 marzo alle 5 all'Auditorium Comunale di Tre Baselighe. Lo spettacolo si chiama Da Yerevan a Venezia, l'incredibile storia tra 2 culture, armena e veneta. Avrete un florileggio di poesie e di melodie liriche che sia in lingua armena che in lingua veneta. Quindi ripetiamolo, Carina, il 23 marzo, giusto? Sabato 23 marzo alle 5 Auditorium Comunale di Tre Baselighe. Tre Baselighe che diciamo è in provincia di Padova, per chi non lo sapesse. Provincia di Padova.